parto da alcuni dati significativi per il tema dell'intervento e poi illustrerò alcuni contenuti rilevanti per il tema dello skill mismatch dei due programmi citati. Allora, per quanto riguarda i dati, ne richiamo alcuni che motivano la richiesta dell'Unione Europea di investire sulle competenze, tema che ho sentito emerso con forza nei minuti che ho seguito poco fa, e sul rafforzamento della capacità dei servizi per il lavoro per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Allora, un primo dato ovviamente della nostra realtà veneta è che il tasso di disoccupazione tra i 15 e 34 anni nel 2020 è di 5 punti più basso tra i laureati rispetto a chi possiede solo la licenza media. Quindi si ha un 10% tra laureati rispetto al 15% di chi possiede licenza media, secondo i dati dell'Ufficio di Statistica regionale. Un altro elemento rilevante riguarda le competenze digitali elevate, che nel mondo odierno ovviamente sono strategiche alla luce dell'impatto che il web ha sulla vita delle persone e delle imprese, e che in Veneto appunto solo il 23,8% dei veneti possiede questo tipo di competenze elevate contro il 33% della media europea. Un altro elemento invece che si rileva dal database OCSE Skills for Jobs è che in Italia, come tra l'altro anche in altri paesi OCSE, le competenze più richieste e difficili da trovare sono quelle di più difficile, cioè più difficili da automatizzare, come soft skills, social skills e capacità di problem solving. E a questo proposito gioca un ruolo importante l'apprendimento permanente in un'ottica di adattamento ai cambiamenti di carattere socio-economico legati in particolare alla transizione industriale, digitale e verde. E a questo proposito rilevano i dati dell'European Scoreboard che appunto registra che in Italia e in Veneto solo il 7,6% della fascia di adulti nella fascia 25-64 anni ha partecipato a momenti di formazione negli ultimi 4 mesi a fronte di una media europea del 9,2%. Questo per quello che riguarda le competenze. Un dato invece interessante per quello che riguarda l'incontro tra la domanda e l'offerta è che nel 2020, secondo l'Ufficio Statistico regionale, il canale più immediato e più informale per la ricerca del lavoro è quello del passaparola, dei contatti interpersonali e delle candidature spontanee, per cui il 19% delle persone occupate dichiara di aver trovato lavoro rivolgendosi direttamente al datore di lavoro, il 15% tramite amici o conoscenti, il 13% tramite parenti, e invece meno frequenti sono gli occupati che hanno trovato lavoro tramite servizi di intermediazione, sia pubblici che privati. Quindi, per aumentare le opportunità di lavoro delle persone e tener conto dei fabbisogni delle imprese venete, è necessario un potenziamento dei servizi per il lavoro anche attraverso nuovi strumenti, l'integrazione degli strumenti esistenti e azioni innovative. E quindi appunto sicuramente appunto lavori come quello che state svolgendo voi potrebbero essere importanti. Passando a parlare dei contenuti, possiamo rilevare che quindi la ratio alla base dei due programmi di cui sto parlando è quello di porre al centro da un lato le persone con le loro capacità, storie e competenze nella costruzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, e dall'altro la conoscenza dei fabbisogni di sviluppo produttivo del sistema regionale, quindi delle imprese. Iniziando dai contenuti del programma regionale FSE Plus. Allora, il programma regionale è articolato in 4 priorità
diciamo, sono quelli che erano nella scorsa programmazione, erano chiamati assi, e alle quali queste 4 priorità sono sottese 4 misure di sistema. Allora, il potenziamento del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sia formali, non formali e informali, che appunto, come avete detto voi, effettivamente è un tema cruciale e abbastanza complesso. L'intenzione con la nuova programmazione è quello della messa a regime della sperimentazione fatta col bando percorsi per l'attivazione appunto del sistema regionale di certificazione delle competenze e rispetto al quale a breve verrà appunto adottato un quadro di riferimento regionale con appunto che contiene anche gli indirizzi per attuare questo sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, e che si baserà su una revisione e un aggiornamento del repertorio regionale degli standard professionali, quindi ci sarà un nuovo applicativo e c'è stato appunto un aggiornamento, una revisione del repertorio, un aggiornamento come appunto è stato sottolineato. È importante che poi questo lavoro venga continuamente manutentato e aggiornato. Un altro elemento importante è quello del rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi per il lavoro, per potenziare il loro lavoro in una logica di case management nei confronti degli utenti e di account management invece nei confronti dei servizi offerti ai datori di lavoro. Un altro elemento è il rafforzamento dell'interoperabilità dei sistemi gestionali delle policy col sistema informativo lavoro della Regione Veneto, il SILV. Ancora la promozione dell'accesso a servizi fruibili online, questo per migliorare il grado di flessibilità di erogazione dei servizi e anche garantire una maggior copertura territoriale e per la personalizzazione delle misure proposte. Last but not least, un'azione di rafforzamento del partenariato che, come sapete, è un principio fondamentale della programmazione e attuazione della politica di coesione europea. Allora, che azioni, quindi queste diciamo sono un po' il quadro, cioè le misure di sistema che sono sottese alle 4 priorità. Che azioni prevedono le 4 priorità dell'FSE Plus? Allora, la priorità 1, l'occupabilità, ha 2 obiettivi che interessano, che fanno a caso nostro. L'obiettivo specifico A, migliorare l'accesso all'occupazione, e il D, l'obiettivo specifico D, promuovere l'adattamento dei lavoratori. Allora, per quel che riguarda il miglioramento dell'accesso all'occupazione, le azioni mireranno appunto a potenziare le politiche del lavoro attraverso nuovi servizi e strumenti integrati per promuovere la qualificazione e l'occupabilità delle persone. C'è sempre un gran focus sulle persone, e questo attraverso un modello di presa in carico cooperativo pubblico e privato, pubblico-privato, e attraverso un insieme coerente di politiche attive sia di tipo universalistico, quindi sempre disponibili e facili da avviare, quali l'assegno per il lavoro, sia sperimentali come le work experience. Per quel che riguarda l'assegno per il lavoro, si è in fase di revisione del modello per renderlo più efficace e adottare un sistema di rating che stimoli gli enti a migliorare le performance di attivazione dei contratti di lavoro. Inoltre potranno essere attivati anche interventi complementari di rafforzamento delle competenze degli operatori, come dicevo anche prima, nonché lo sviluppo per il rafforzamento degli strumenti analitici di conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali skill intelligence e skill forecasting. Questi 2 aspetti vedremo che sono molto importanti anche nel goal
Per quel che riguarda invece l'adattamento dei lavoratori, quindi l'obiettivo specifico D, appunto si prevede le azioni mireranno all'adattamento delle competenze dei lavoratori mediante specifiche misure di formazione continua, di age e diversity management, in un'ottica di competitività sostenibile nel Veneto. In particolare l'aggiornamento delle competenze riguarderà anche e prioritariamente quindi l'innovazione tecnologica, organizzativa e dei processi, e poi verranno sviluppate azioni per il trasferimento di conoscenze ed esperienze anche attraverso quindi dispositivi di validazione e certificazione delle competenze, che quindi ritorna appunto una misura di sistema che è trasversale a diversi obiettivi specifici. L'aggiornamento e la riqualificazione delle competenze sono leve fondamentali anche per perseguire gli obiettivi della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della strategia per la specializzazione intelligente e dei piani regionali pertinenti quali quello dell'agenda digitale. La priorità 2, passando alla priorità 2, che è quella dell'istruzione e formazione, in questo caso ci sono due obiettivi specifici che sono l'obiettivo specifico F, che riguarda la promozione della parità di accesso e di completamento di un'istruzione, una formazione inclusiva e di qualità, e invece l'obiettivo specifico G, che riguarda l'apprendimento permanente. Allora, uno degli strumenti di punta per colmare i gap di competenza tra domanda e offerta di lavoro è il sistema dell'ITS Academy del Veneto, che consente di definire l'offerta formativa in modo tempestivo ed efficace, tenendo conto delle richieste provenienti dalle imprese. Questo è uno degli elementi, insomma, di punta, non l'unico. Tra le azioni comprese appunto nell'obiettivo specifico F troviamo azioni di sostegno dei servizi di orientamento che dovrebbero diventare, diciamo, dovrebbero avere uno sviluppo sistemico e diffuso. Ho sentito anche prima appunto che si sottolineava l'importanza di questo tipo di servizi ai fini di migliorare poi l'efficacia poi della formazione ai fini dell'inserimento lavorativo. E sono previsti poi interventi innovativi per il potenziamento delle soft skills, per l'incontro mondo della scuola imprese e l'acquisizione di competenze con focus su transizione industriale, digitale, verde e sostenibilità. Sono previsti poi percorsi di rafforzamento delle competenze scientifiche e tecnologiche, con particolare attenzione alla partecipazione delle ragazze, e perché appunto sono in percentuale significativa minore rispetto ai maschi, e sono previste iniziative per promuovere lo sviluppo di competenze nei settori emergenti o in quelli che offrono più opportunità occupazionali. Per quel che riguarda invece l'obiettivo specifico G, l'apprendimento permanente, questo obiettivo specifico risponde all'esigenza di un numero crescente di cittadini di aggiornare le proprie conoscenze, abilità e competenze per colmare il gap tra l'istruzione formale e i fabbisogni formativi e professionali emergenti, per cui c'è forte questo bisogno di capacità di adattarsi al cambiamento e aggiornare le competenze. Tra le azioni troviamo quindi appunto l'aggiornamento delle competenze, in particolare digitali, green, linguistiche, alfabetizzazione finanziaria, e nonché ambiti formativi professionalizzanti in grado di rispondere a esigenze emergenti del sistema socio-economico, un tema che come vediamo ritorna. Sono previste poi azioni
di informazione e formazione per l'ottenimento di una qualifica diploma nel più breve tempo possibile, quindi con azioni di skilling, reskilling e upskilling, con la personalizzazione dei percorsi. E, interventi per intermediare e sincronizzare domande e offerte di competenza anche attraverso il potenziamento delle reti informali per l'intercettazione dell'utenza adulta. E inoltre è prevista la valorizzazione di partnership pubblico-private per le competenze in ecosistemi industriali chiave. Sulla priorità 3, che è quella dell'inclusione sociale, alla quale è dedicato il 24%, sono dedicate il 24% delle risorse del programma regionale, non mi soffermo perché è meno rilevante, diciamo, sul tema trattato. E invece passerei alla novità, che è la priorità 4, che è proprio una priorità dedicata all'occupazione giovanile. Sempre nell'ambito che ha una percentuale anche qui del 25% rispetto al budget del programma regionale di risorse dedicate, e ovviamente prevede misure e politiche attive finalizzate all'inserimento occupazionale da un lato e al contenimento e alla riduzione del fenomeno dei NEET, quindi dei giovani che non lavorano e ne studiano, attraverso quindi strumenti per l'acquisizione di competenze adeguate alle esigenze delle imprese, per cogliere le opportunità derivanti in particolare dai settori emergenti, e qui sono sempre il digitale, il verde, l'economia sociale, e inoltre misure su interventi per dare la possibilità di intraprendere esperienze professionalizzanti in contesti qualificati e per esperienze di inserimento nel mercato del lavoro. E verrà anche valorizzata l'esperienza del programma nazionale Garanzia Giovani, appunto, che era finalizzato a prevenire la disoccupazione giovanile e favorire la loro stabile integrazione nel mercato del lavoro. Il programma regionale FS Plus ha una dotazione di 1 miliardo in 7 anni, mentre il GOL, passando invece al GOL, parliamo di 277 milioni in 5 anni, però qui c'è appunto una differenza rispetto ai beneficiari, mentre il PRFS Plus ha come beneficiari sia come destinatari sia occupati che disoccupati, il GOL invece si concentrerà solo su disoccupati o lavoratori fragili, beneficiari di ammortizzatori sociali o working poor, quindi comunque lavoratori precari. Ecco, ovviamente, come dice la definizione del programma, è finalizzato all'incremento dell'occupabilità dei beneficiari e individua tra gli obiettivi principali quello dell'integrazione tra le politiche della formazione e le politiche attive per il lavoro. Lo sviluppo di un sistema informativo unitario e di monitoraggio capillare anche proprio a livello di centri per l'impiego, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Questi ovviamente sono obiettivi definiti dal livello nazionale, e sulla base del quale poi adesso appunto la Regione deve in tempi brevissimi sviluppare il programma attuativo regionale. Un altro elemento, rafforzamento delle capacità analitiche, quindi le capacità di lettura del mercato, del lavoro locale, anche questo appunto era richiamato anche tra le attività, le azioni previste nel Fondo Sociale Europeo, al fine appunto di anticipare il cambiamento e accompagnarlo favorendo una rapida ricollocazione degli occupati, dei disoccupati e eventualmente
reinserimento degli occupati. E altro elemento è il coinvolgimento delle imprese e del territorio, quindi è importante, appunto, si cercheranno modalità di coinvolgimento degli operatori economici locali affinché i CPI possano costituire un punto di riferimento nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro territoriale. E qui appunto sicuramente verrà sviluppata la figura che già è stata inserita nei CP, per quello dell'account manager, oltre al case manager. La cooperazione è un altro elemento, un altro obiettivo importante è la cooperazione tra sistemi pubblico e privato al fine di muoversi verso standard nazionali sia di definizione della domanda sia dell'offerta. Una sfida specifica del GOL, quindi di questo programma, riguarda la prossimità dei servizi, cioè il rafforzamento della rete dei centri per l'impiego, che poiché rappresentano il presidio territoriale pubblico per l'erogazione delle politiche attive del lavoro, giocheranno il ruolo di porta di accesso al GOL, al programma GOL, e avranno un ruolo importante nell'assessment dell'utenza per poi indirizzarla nei 5 percorsi previsti dal programma nazionale che adesso vi illustrerò. Verranno costruiti progetti personalizzati in base all'analisi della domanda di lavoro locale e il faro di questa attività sarà l'analisi dello skill gap. I 5 percorsi che ha individuato il programma nazionale, all'interno del quale quindi la regione dovrà inserire le proprie politiche attive, sono allora il percorso 1, che è il reinserimento occupazionale, quindi che riguarda i profili di alta occupabilità e quindi persone vicine, disoccupati, comunque vicino al mondo del lavoro, facilmente occupabili. Il percorso 2 invece prevede percorsi di upskilling e il percorso 3 di reskilling, appunto attraverso l'adeguamento e aggiornamento delle competenze, nuove competenze o riqualificazione. Il percorso 4 invece riguarda lavoro e inclusione, quindi profili con bassa occupabilità e bisogni multisettoriali, per cui che richiedono un'attivazione dei servizi territoriali, educativi, sociali, sanitari, di conciliazione. E poi il percorso 5 invece che riguarda la ricollocazione collettiva, e quindi i beneficiari sono coloro che si trovano fuori dal mercato del lavoro a causa di specifiche crisi aziendali. Allora, questo è per quel che riguarda i contenuti, dove stiamo con la programmazione di queste risorse. Dunque, per quel che riguarda, vi do un'indicazione quindi anche temporale per la possibilità di cominciare a lavorare per l'uscita dei primi bandi, insomma, per poter lavorare nell'ambito di questi programmi. Dunque, il programma regionale FS Plus al momento è l'analisi del Consiglio regionale, quindi allo studio delle competenti commissioni consigliari, e l'approvazione in Consiglio è previsto per fine febbraio. Dopodiché dovrà essere inviato alla Commissione europea, che farà proprio iter di passaggio attraverso vari servizi, e quindi ovviamente i tempi poi in questo caso non dipendono da noi, comunque si prevede che forse riusciremo a fare i primi bandi fine primavera, inizio estate. Il GOL, i tempi invece sono un po' più compressi, dunque è stato adottato il 27 dicembre del 21, è stato pubblicato la Gazzetta
ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che adotta il programma GOL. E la Regione appunto ha 60 giorni dalla data di pubblicazione per l'elaborazione del proprio programma attuativo regionale, dopodiché ANPAL avrà 30 giorni per la valutazione di coerenza del PAR con il programma nazionale e quindi l'avvio diciamo è previsto verso aprile. Ecco, per concludere, riprendendo quanto ho detto nelle premesse, quindi diciamo la nuova programmazione sosterrà le persone e le organizzazioni nelle fasi di cambiamento derivanti dall'accelerazione della transizione industriale in atto, digitale e verde in particolare, e rispetto allo sviluppo quindi delle capacità e conoscenze necessarie a favorire l'introduzione di soluzioni innovative nei prodotti, nei processi di produzione e nelle modalità di lavoro, nonché supportare le persone nelle dinamiche relazionali e di comunità, anche se in continua evoluzione. Fondamentale in questo sarà il coinvolgimento attivo delle imprese nella definizione e partecipazione ai percorsi di formazione e di studio, e per la capacità di anticipare le esigenze del sistema veneto, delle filiere e dei settori strategici del nostro territorio. Quindi nell'utilizzo delle importanti risorse finanziarie previste dal programma regionale FS Plus e dal GOL, tutti gli attori avranno un ruolo rilevante, le sfide sono importanti e quindi da un lato la Regione dovrà definire, sta definendo in collaborazione col territorio e le parti sociali una programmazione che dovrà migliorare la qualità delle politiche e semplificare e rendere più efficaci gli strumenti regionali di intervento. Gli enti di formazione dovranno garantire una formazione di qualità adeguate ai cambiamenti sociali, investendo per esempio sulle soft skills e anche sull'adeguamento ai cambiamenti produttivi e del territorio attraverso l'aggiornamento della formazione professionalizzante. Gli enti che offrono servizi per il lavoro, sia pubblici che privati, dovranno potenziare la capacità di analisi dei bisogni del territorio e offrire servizi di qualità alle imprese. Come diciamo banale dire che le sfide, concludere dicendo che le sfide sono tante e difficili, però quello che è importante è che ciascuno non giochi la propria partita, ma lavori in squadra per vincere una partita che è collettiva. Ecco, io avrei terminato, purtroppo proprio una riunione su GOL, perché come vi ho detto i tempi per l'elaborazione e la scrittura del programma regionale, attuativo regionale sono strettissimi e quindi dovrei devi salutare scappare. subito. Okay. Sì, non so se eventualmente ho pensato, se perché un po' mi dispiace, però se ci sono domande, richieste di chiarimento, eventualmente se potete raccogliere le domande, mandarmele per email, io poi posso cercare di dare una risposta, considerando appunto che i due programmi sono ancora diciamo in elaborazione, per cui ecco, andare certo. più nel dettaglio faccio fare fatica, però intanto una prima versione del programma FS Plus è stata, diciamo, è quella adottata dalla Giunta a ottobre della DGR 1415 del 21 è già disponibile. Poi, diciamo, quella è stata la base, che è servita per la consultazione delle parti sociali e poi per, quindi, sulla base delle osservazioni, la revisione del testo per la presentazione in consiglio. Però, eventualmente, è già chi volesse approfondire sicuramente è molto indicativo.